Buongiorno Valentina, qui si è appena concluso il passaggio di consegna in volo e come potete vedere dalle immagini sta proprio avvenendo il cambio con il tenente colonnello Mirko Cappelli. Ora il quotidianamente gli addetti ai lavori aiutano le forze tricolori nel loro lavoro quotidiano. Una particolarmente sentita che si sta svolgendo qui all'aeroporto di Rivolto, è stata anche una piccola dimostrazione prima col passaggio di consegne in volo, proprio una cerimonia tra le nuvole dove appunto il tenente colonnello Mirko Cappelli si è preparato da quella che è la formazione delle fasce. Costante e silenzioso sforzo garantito a tutte le nostre attività, con l'approccio della presenza della bandiera del governo. Una fede non solo identificativo, ma anche le prime pagine della meravigliosa avventura delle frecce tricolori. E di questo vi ringrazio. Non sei qui fisicamente, ma il tuo pensiero mi ha sempre dato la forza per affrontare qualsiasi cosa. Infine voi, uomini e donne della libertà di gestire al meglio ciò che sta ereditando. Per te, Mimma e la tua splendida famiglia. Armato. Via! Intervento del maggiore Gaetano Farina, comandante del 330. I miei piccoli cose che facessero. A mio papà, da sempre che non so spiegare, che ora dall'alba in legge alle persone che impiegare. Si deve i giorni di insediamento come la passata